Ma appiccicava ogni domenica, quando ci sta l'età, la moglie sempre più alta di quando si fa giovane. Oggi voglio fare un spaghetto a frutta e pane, perché chi sta un piatto, che la domenica, io e mia moglie non hanno mai domenica perché ci appiccicavamo. E voi dite perché? E me lo dico subito. E poi devo fare un meno con un ragù, come tutti i napoletani, perché lo sapevo, un ragù se non è domenica non lo fa nessuno, solo la domenica con un napoletano mangia un ragù. Allora dicevo, ma perché non mi fai un bello spaghetto da linguina, che lo vuoi tu, a frutta e pane però. Tu sai che a me mi piace il pesce, tu vai a buffare il ragù è buono, però dato che a me mi piace il pesce, mi appiccicava ogni domenica. Ma mi fa sempre per fare la coppa, ma mi può fare moca, non mi posso mangiare. Quando potevo mangiare mi facevo un ragù. Allora da bretta, non mi fa proprio. Fa quello che vuoi tu e accontenta pure a essa, è meglio accontentare essa, ma che sapete quando ci sta l'età, la moglie sempre più alta di quando si fa giovane. O sapete meglio di me, o nonno cucina sempre a modo suo. Se sapete, se fa agli voi, non si fa bruciare l'aglio, si mette le frutte e panari. Se tutto dite o cupiercio, con voglia, come volete chiamare, la mattina dice la padella coppa. Che o vapore mi fa la pisumba dei frutti e pani. Questa è una ricetta facile, però ve lo consiglio, a bella ardente. E poi calate e la fa cuocere l'oresta, date 2 minuti, rinda, o sapore del fuoco, rinda il sugo, se no la pasta ha da essere legata che sugo, sia che fuoco, sia con il ragù, quello che facile, ci vuole 10 minuti in del sugo suo, se no non mangiate mai la pasta buona, a scarpetto fa pure la pasta, no, sullo pane. Ci mettiamo proprio macchiate, 4-5 pomodorini, e un piccante, non più. Più crudo che la cotta, perché lo faremo cuocere in il sugo suo, ha da essere bella. Voi vedete 2 padelle, no? Perché io i frutti di pane mi sa spartare, faccio finire cuocere la pasta e poi, se no quando mangiate sulle scorze. Frutti di pane, non la da cuocere assai, appena sarà la dai sa, se no diventa secca, asciutto, non mangiate niente. Ma che è? Vai. E voilà, impiattiamo. E guardate come sono belli questi frutti di pane a coppa. E mica che sto per dire, questo è un po' di succhetto che ci vuole. Bello, lì, andavano in sciuliariella. Un po' che prezzemolo. E chi stiamo piatto, vedete, che mi appiccicavo sempre con moglie. Meno male che tempo sono stato paziente, perché sono 56 anni di matrimonio. E ringrazio a Dio. Signori miei, buona serata.